sul cammino di Santiago alla ricerca di cosa? Allora, io sono partito sicuramente per la ricerca di un benessere interiore, per la ricerca di, diciamo, per quadrare bene i miei pensieri, perché avevo un periodo dove mi sentivo oppresso un po' da tutte le pressioni della società e da quello che tutti gli altri si aspettano che tu faccia nella vita, e ho deciso di fare questa esperienza, di partire e quindi di andare alla ricerca di me stesso, alla ricerca del mio benessere interiore. In effetti l'ho trovato. Mi aspettavo molto meno da questa esperienza, mi aspettavo di partire semplicemente per una camminata e diciamo, per avere tanto tempo per me stesso e quindi per pensare. In realtà poi mi ha cambiato sicuramente la vita e il modo di pensare su tante cose, quindi ecco, la ricerca di quando sono partito poi è stata diversa, diciamo che ha cambiato quello che stavo cercando, il cammino. Quindi ora cerco una vita sicuramente molto più semplice, lontana da tutti gli stress e diciamo da un po' tutte le pressioni che ti dà la società. Che cos'è che hai trovato, che ti ha colpito e che ti ha cambiato? Ma sicuramente ho trovato, come dicevo prima, la semplicità nel vivere, perché poi partire con uno zaino sulle spalle, con giusto 2 cambi e niente, qualche soldo in tasca, niente di più, ti fa capire davvero quanto poi sia semplice vivere e quanto in realtà noi ci complichiamo la vita volendo accumulare ricchezze, accumulare proprietà, accumulare tante cose che poi in realtà sono inutili, quando in realtà, stando a stretto contatto con la natura o anche semplicemente camminando, ho scoperto che lì è davvero, passi veramente dei momenti felici che non hanno niente a che vedere con quello che noi pensiamo sia la felicità. Quindi ecco, ho trovato tutto questo, sono andato lì alla ricerca e ho trovato proprio tutto questo, un modo più semplice di vivere.